Dopo la bellissima vittoria sul campo del Cagliari, il Chievo torna al Bentegodi per ospitare le Bari di mister Ventura. Mister Mimmo Di Carlo manda in campo subito Granoce al posto di Bogdani, Granoce che disputerà una partita discreta, anche se poi in realtà il gol del Chievo verrà segnato da Bogdani. Ma partiamo, il Chievo va subito sotto, siamo al secondo minuto, il cross dalla sinistra, il colpo di testa di Almiron che lascia di sasso Sorrentino, un gol molto bello. Guardate la girata dell'argentino e Sorrentino che non riesce a raggiungere il pallone, che comunque finisce sotto le 7. Partenza molto molto difficile per il Chievo, tutta in salita. Vedete qui la rabbia di Sorrentino dopo il gol subito. Al 16esimo c'è una punizione di Pellissier, il tiro rimpallato, la botta di Marcolini, para a terra Gillet, grande protagonista di questa partita nei minuti successivi. Al 28esimo la palla dentro per Mantovani che la mette in mezzo, ci arriva Granoce, il tiro, poi Luciano e la palla che finisce alta sopra la traversa. Il Chievo non riesce a raggiungere il Bari che invece al 33esimo rischia di trovare il raddoppio. C'è un cross dalla destra, Meggiorini di tuffo di testa, bella la parata di Sorrentino, bellissimo il colpo di testa del giocatore veronese. Siamo nel secondo tempo, guardate il miracolo di Gillet sul colpo di testa di Pellissier, veramente bella la parata del portiere barese. La disperazione ovviamente di Pellissier nel momento migliore del Chievo, arriva la seconda doccia gelata con il gol di Ranocchia, il cross dalla destra e colpo di testa Sorrentino imbattuto, forse in questo caso un po' responsabile, anche se il colpo di testa del difensore del Bari è sicuramente molto bello e finisce alla sinistra di Sorrentino. Rivediamo il replay della rete che porta sul 2-0 la squadra di Ventura proprio nel momento migliore per i gialloblu della Diga che provano a rimontare la situazione e arriva quindi il gol, il cross di Yepes. Bogdani, il colpo di testa mette dentro e accorcia le distanze, porta il Chievo sull'1-2 e vedete l'albanese che prende il pallone di rabbia e lo porta in mezzo al campo per riprendere immediatamente le ostilità. Rivediamo la rete, bellissimo il colpo di tacco di Marcolini, è bello anche il cross di Yepes per la testona di Bogdani che mette dentro il secondo gol in 8 partite durante questa stagione. Siamo al 40esimo, però il Bari ancora non molla, il cross dalla destra, guardate Meggiorini cosa mangia, incredibile la rete che poteva essere del 3-1, poi Meggiorini cede ai crampi, il Chievo prova l'arrembaggio finale, guardate questa azione incredibile, c'è una mischia folle in area, ci prova prima Mantovani, poi Bentivoglio, Yepes ancora, la palla non ne vuole sapere di entrare, ancora Bentivoglio, un mischione clamoroso, il pallone che poi arriva a Mantovani è bravo a saltare un difensore, il tiro, la palla finisce a Bogdani, nulla da fare e la difesa del Bari riesce a liberare tenendo quindi saldamente in mano il 2-1 e siamo al 49esimo, il Bari potrebbe addirittura fare il 3-1 con questo tiro di Alvarez contratto da Sorrentino che quindi tiene il risultato sul 2-1, ma il Chievo appunto perde 2-1 alle Bentegodi contro il Bari.